Secondo il calendario degli impiegati, il 27 di ogni mese dovrebbe ricorrere San Paganino, ovvero dovrebbe essere il giorno dei pagamenti degli stipendi. Ma il condizionale è d'obbligo, come ci insegna la cronaca di questi giorni. Niente stipendio per i 270 dipendenti dell'Assemblea regionale siciliana. Bloccati anche pensioni e pagamenti a fornitori. A salvarsi solo le buste paga dei 90 deputati, sfuggite per un soffio alla chiusura della cassa dell'ARS, imposto da un maxi pignoramento di 24 milioni di euro. Pignoramento avanzato dai legali di un gruppo di 76 ex dipendenti, coadiutori e assistenti parlamentari, dopo che il giudice di pace ha riconosciuto loro gli scatti di anzianità a partire dal 2005. Il decreto ingiuntivo, che ha congelato i conti correnti, è stato presentato nei giorni scorsi per un importo di 24,5 milioni di euro, ma l'ARS, spiegano alcuni lavoratori, non avrebbe accettato le proposte di transazione avanzate dai legali, proponendo invece il ricorso contro la sentenza emessa 6 mesi fa. Intanto, secondo la circolare emessa dall'amministrazione dell'Assemblea, si apprende che le retribuzioni verranno differite, fatto mai accaduto prima nella storia del Parlamento più antico d'Europa. Un pignoramento non esecutivo, quello disposto, ecco perché bisognerà attendere il prossimo 16 ottobre, quando il giudice ne valuterà congruità ed eventuale validità. Insomma, un vero e proprio terremoto, quello che sta per abbattersi su tutto il personale dell'ARS, soprattutto su chi non ha fatto ricorso, tranne però, come detto, sui deputati, i cui mandati di pagamento, per un fortuito caso, spiegano dagli uffici di competenza, sono stati mandati venerdì prima dell'ora di pranzo, ovvero prima che venisse notificato il pignoramento e che venissero chiuse le casse. Un fatto che accade proprio a ridosso di un altro scandalo, quello relativo ai quasi 13 milioni concessi ai gruppi parlamentari per finanziare l'attività politica. Contributi che il presidente dell'Assemblea regionale Cascio, da parte sua, ha anticipato che il prossimo 2 ottobre proporrà di tagliare. Intanto lo stesso Cascio annuncia che l'ARS sta lavorando ad una linea difensiva che punta sulla sproporzione della valutazione data dall'avvocato di parte nel promuovere il pignoramento. Secondo i calcoli dell'amministrazione, aggiunge il presidente dell'Assemblea, anche se il Parlamento perdesse pure il secondo grado, le somme da versare ai dipendenti per la ricostruzione di carriera sarebbero appena un decimo di quanto chiesto dall'avvocato. Ecco perché, conclude, l'ARS sta tentando di addebitare all'avvocato dei dipendenti il danno subito per il blocco dei pagamenti. Intanto, secondo Giuseppe Monaco dell'UGL, adesso si può veramente parlare di rischio default.